Settimana della cultura scientifica e fisica. Oggi è il primo di diversi appuntamenti, ecco, ricordiamoli e annunciamoli con la dirigente scolastica dell'Istituto Leonardo che organizza l'evento, Patrizia Pilato. Sì, iniziamo oggi, abbiamo dato avvio alla prima edizione della settimana della cultura scientifica del Leonardo e lo facciamo con un ospite di prestigio, ex leonardino, noto fisico agrigentino, il professore Angelo Taibbi, che chiaramente col suo intervento stimolerà senz'altro la curiosità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, perché ricordiamo che la nostra settimana è prevalentemente dedicata alle ragazze nelle STEM, per sensibilizzare la valorizzazione delle STEM per le ragazze, per favorirne l'approccio alle carriere scientifiche. Proseguiremo domani ospitando una delle prime 100 scienziate al mondo, la professoressa Speranza Falciano, che è stata la prima vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italia, esperta e ricercatrice, ancora oggi vanta numerosissime pubblicazioni e contributi che appunto l'hanno fatta classificare all'interno di questo range importantissimo. E proseguiremo poi con esperte di intelligenza artificiale e di politiche di genere nelle STEM, oltre che venerdì ospitando la professoressa Botano, una fisica astroparticellare presso il Palacongressi, che incontrerà appunto le nostre ragazze e i nostri ragazzi su temi particolarmente delicati e importanti, quali quelli dei neutrini, che sono stati particolare oggetto della sua attività di ricerca. Infine concluderemo sabato con un collegamento da Houston con la professoressa Maria Elena Bottazzi, candidata al Nobel per la pace, ricercatrice e biologa che ha sperimentato il primo vaccino senza brevetto, quindi gratis per tutta la popolazione mondiale. Oggi qui primo appuntamento proprio con lei, che si parla di fisica. Ecco, quale sarà il modo per catturare l'attenzione della materia ai tanti alunni presenti stamani del Leonardo? Ma in realtà effettivamente mi hanno aiutato già i docenti e gli studenti, perché la formula è fantastica. Invece che stare lì ad ascoltare il docente che per un'ora fa lezione, loro si sono preparati su di me, e quindi questa è una cosa importante, perché significa che già hanno studiato, mi porranno delle domande, quindi sarà molto interattiva, e questa è la cosa migliore, perché si impara e si insegna allo stesso momento. Questi sono ragazzi motivati, questa è un'iniziativa che sicuramente è molto lodevole, spero che si possa, come ha detto la dirigente scolastica, poi riprendere anche in altre occasioni. Io sono molto contento di essere qui nella mia terra e di poter parlare da ex studente a studenti che sicuramente avranno un brillante futuro. La provincia oggi mette a disposizione i propri locali per questa interessante iniziativa, proprio con il professor Angelo Taibbi, agrigentino, per parlare di fisica, con un ruolo importante anche quello vostro in questo senso. E sicuramente mettere a disposizione quelle che sono gli strumenti operativi per andare incontro a delle richieste che provengono dalla scuola è un nostro fondamentale compito, e tra l'altro è un modo anche per fare incontrare le nuove generazioni, i ragazzi e gli studenti, le istituzioni, perché non sempre si sono a conoscenza di quelle che sono tutte le realtà territoriali che sono presenti sul nostro territorio.